Come in un viaggio, tra sciamani himalayani, popolazioni dell'Africa subsahariana, rom dell'Est Europa, fino ai ritmi e le sonorità indiane. La musica si impossessa emozionalmente dello spettatore in Journey, il ciclo di concerti ideato dal compositore Luis Siciliano, prossimamente sul palco del Teatro Stanze Segrete di Roma. Tutto è affidato alla circolarità acustica. È da qui che comincia il viaggio per chi, nelle serate del 13 e 27 febbraio, assisterà allo spettacolo dell'artista partenopeo insieme al suo ensemble. I suoni evocano immagini. Potrebbero essere quelle di luoghi lontani, al confine tra Russia e Mongolia, come nella performance che utilizza la particolare tecnica vocale denominata Kargira. La tecnica vocale che ho usato si chiama Kargira ed è una tecnica mongola che utilizzano anche gli sciamani della zona transiberiana di Tuva. E nello spettacolo anche special guest a sorpresa. Non so chi suonerà, lascio proprio al caso, ma come si può dire, come idea strutturale, questa incognita, questa X è un po' anche il sale di questo discorso di Journey, perché a secondo poi dei performer che verranno, che saranno di vari ambiti, tu metti che venga un DJ, per dire, che fa musica elettronica, la serata prenderà un verso, se mi arriva un suonatore di cora del Mali, la serata prenderà ancora un altro verso, se ci sarà invece un concertista che fa musica classica, ovviamente andremo verso altri orizzonti. Una musica molto interattiva ed è una musica costruita appositamente, ovviamente intrisa di tradizione, c'è molta l'influenza della musica indiana, del jazz di John Coltrane.